Qualche giorno fa la Corte Costituzionale Federale tedesca aveva dichiarato che alcuni interventi della BCE, la Banca Centrale Europea, erano andati al di là delle normali funzioni della BCE e aveva dichiarato queste misure incostituzionali. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. La pronuncia della Corte, ed è giusto specificarlo, riguarda il PSPP, Public Sector Purchase Program, che è molto simile al PEP del quale avevo già parlato nel video qui in alto a destra. Riassumendo, si tratta di un piano di acquisto di titoli di Stato dei vari paesi dell'Unione Europea sul mercato secondario e ai fini di questo video estenderemo questa sentenza a un pochino tutte quante quelle misure non convenzionali che ha messo in atto la BCE, come ad esempio il quantitative easing. Questo massiccio intervento serve per garantire che non ci siano degli attacchi speculativi verso i titoli di Stato di quei paesi fortemente indebitati, per evitare la situazione che si è verificata qualche anno fa per la crisi dei debiti sovrani, che ha riguardato Portogallo, Grecia, Spagna, ma anche noi come Italia. In quel caso, visto che questi paesi erano fortemente indebitati, si è iniziato a creare un clima di sfiducia e incertezza tra gli investitori, che hanno iniziato a pensare che di lì a poco probabilmente questi paesi non avrebbero più potuto sostenere questo debito e quindi non avrebbero rimborsato parte o in toto i propri debiti. Questa incertezza ha generato una crisi dal lato della domanda. Significa semplicemente che sempre meno investitori volevano comprare dei titoli di Stato di quei paesi. E la diretta conseguenza è che il tasso di interesse di questi titoli di Stato è aumentato vertiginosamente. Ed è proprio in quel caso, in quel periodo, che si è iniziato a parlare di spread e tutti quanti ne sono venuti a conoscenza. Tra l'altro, se non sai che cos'è lo spread o a che cosa serve, ho fatto 2 video che trovate qui in alto a destra. Tutta quella situazione si ricollega bene a che cosa sta succedendo in questo ultimo periodo, perché ad esempio, torniamo nel nostro paese, in Italia, stiamo mettendo in campo delle misure, come ad esempio il decreto rilancio da 55 miliardi, che stanno facendo salire tantissimo il debito pubblico. Tra l'altro anche del debito pubblico ho parlato in un video che trovate qui in alto a destra. A questo punto vi starete chiedendo, facendo così tanti debiti, aumentando così tanto il debito pubblico, c'è la reale possibilità che lo spread si alzi veramente di tanto? E la risposta è esattamente in quelle misure che l'Europa sta mettendo in campo, cioè l'acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario. Infatti, grazie all'intervento della BCE c'è un aumento spaventoso della domanda di titoli di Stato e questo porta lo spread a rimanere su livelli contenuti. Capite perfettamente quindi che questo genere di misure aiuta tantissimo i paesi come l'Italia, fortemente indebitati. E allora per quale motivo la Corte Costituzionale Federale tedesca lo dichiara incostituzionale? Andiamo a scoprirlo. Semplicemente non è la misura in sé che viene contestata la proporzionalità, che significa in parole semplicissime che ad esempio l'Italia ne beneficia molto di più di quanto dovrebbe in realtà. Tecnicamente infatti queste misure dovrebbero essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale della BCE da parte delle banche nazionali dei vari stati. Il capitale sociale della BCE è infatti detenuto dalle banche centrali dei diversi paesi dell'Unione Europea. La proporzionalità dell'intervento imporrebbe che chi ha versato la maggior parte del capitale sociale benefici in maggior misura dell'acquisto di titoli di Stato. Come potete vedere da questa tabella, chi ne beneficerebbe di più è proprio la Germania, che tuttavia non ne ha particolare bisogno in questo momento. La cosa curiosa è che sul merito delle politiche di quantitative easing, di cui, è bene ricordarlo, il PEP è un esempio, si era già pronunciata la Corte di Giustizia europea. In quel caso era stata giudicata come legittima, tuttavia adesso la Corte Costituzionale Federale tedesca ha giudicato incomprensibile questa decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il problema qual è? Il problema è che non è la Germania in termini di governo ad essersi opposta a queste misure non convenzionali della BCE, tutt'altro, né tantomeno la Bundesbank. È stato invece un organo di giustizia tedesco che non è assolutamente dipendente dalla politica. Ricordatevi sempre la ripartizione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Quello giudiziario è indipendente dagli altri due, ovviamente. Per farvi capire la criticità della situazione, la Commissione per gli affari dell'UE del Parlamento tedesco ha riunito i maggiori economisti e giuristi del paese
per cercare di saltarci fuori in qualche modo. Questo proprio perché non è la Germania a volersi opporre, è semplicemente la Corte Costituzionale Federale tedesca che ha sollevato un dubbio sulla proporzionalità ed efficacia dei metodi non convenzionali della BCE. Non vi mentirò, nel fare questo si mina gravemente all'indipendenza della BCE e si mette in discussione l'autorità della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. È un fatto gravissimo. La criticità che si è venuta a creare si apre su due fronti, uno economico e uno giuridico. Quello economico dipende dal fatto che in questo momento storico, in questo momento di crisi, non ci possiamo permettere un'esplosione degli spread in Europa. Vi ricordo infatti che i titoli di Stato italiani, ad esempio, sono esattamente a un passo dall'essere definiti junk, ovvero spazzatura. Di questa cosa gravissima ho già parlato nel video sulle agenzie di rating, che trovate ovviamente qui in alto a destra. Se i titoli di Stato del nostro paese diventano titoli speculativi, abbiamo un grandissimo problema, perché si perderà in maniera sostanziale la fiducia degli investitori e a quel punto il nostro paese rischia veramente di diventare insolvente, ovvero di non rimborsare più i propri debiti e andare quindi in default. Dall'altra parte però il problema è anche giuridico, di diritto. Fin dove si può spingere la Corte Costituzionale Federale tedesca? Scusa per l'interruzione, prometto che ci metterò poco. Nella descrizione di questo video ci sono link utili sia per le fonti che per i miei social. Ricordati anche di mettere un mi piace perché altrimenti non capisco se ti piacciono i miei video. Detto questo, buon video. Recentemente fonti riconducibili a Reuters, l'agenzia di stampa inglese, hanno rivelato come la BCE si stia preparando a diversi scenari, tra i quali anche proseguire il PSPP senza la Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca, ripartendo quindi le quote di capitale della Germania tra tutte le altre banche centrali degli altri paesi. La seconda opzione è che la BCE intraprenda un'azione legale nei confronti della banca centrale tedesca e capite benissimo che è una cosa assurda perché di fatto andrebbe contro il suo principale azionista. Attenzione però perché non è ancora detta l'ultima parola. La Corte infatti ha lasciato 3 mesi di tempo alla BCE per dimostrare in maniera comprovata e comprensibile che le sue politiche monetarie siano proporzionali rispetto agli effetti desiderati. La mia personalissima opinione a riguardo è che se la BCE rispondesse in maniera formale alla Corte Costituzionale Federale tedesca, allora si creerebbe un pericoloso precedente, in quanto da quel momento in poi qualsiasi Corte Costituzionale dei Paesi membri dell'Unione Europea potrebbe sollevare dei dubbi sull'operato della BCE. Dall'altra parte però sembra che la Corte non accetterà nessuna risposta informale, quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Sicuramente seguiranno altri video di aggiornamento su questa situazione. Ed è proprio per quello che dovreste realmente pensare di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle notizie economiche. Questo è quello che si sa fino ad oggi. La questione è sicuramente sia spinosa che centrale e ci riguarda soprattutto da vicino. Siamo spettatori molto interessati perché la Banca d'Italia, come avete potuto vedere prima, è il terzo azionista della BCE. Questo significa che abbiamo più del 12% delle azioni della BCE, ma usufruiamo ad esempio del PEP in misura maggiore rispetto al 12%, quindi abbiamo tutti i vantaggi di questo mondo. Questa sentenza, nonostante sia scritto chiaramente che non coinvolgerà il piano da 750 miliardi proposto a marzo, sicuramente potrebbe depotenziarlo, quindi alta l'attenzione. Questa era una forse non tanto breve spiegazione di quello che sta accadendo. Ci sarebbero tante altre cose da dire in realtà, però per il momento mi limito qui. Prima di lasciarvi alla citazione economica, vi chiedo comunque di commentare qui sotto se siete interessati ad esempio a parlare dell'aspetto giuridico di questa vicenda. E perché no, vi invito anche a scrivere la vostra opinione nei commenti, sempre essendo però prima ben informati. Per farmi un piacere potreste anche condividere questo video sulle vostre piattaforme social o con qualche amico che pensate possa essere realmente interessato. Mi dareste una gran mano. Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti. Nel lungo termine siamo tutti morti. Approfitto di questi ultimi 30 secondi per chiedervi se vi piacerebbe che io facessi qualche altro tipo di progetto, come ad esempio un bel podcast oppure un canale Twitch nel quale parlo di qualsiasi altra cosa che non sia l'economia, tipo giocare a The Binding of Isaac o cose del genere. Insomma, tutta una serie di progetti, anche un secondo canale, vedete voi. Proponetemi nei commenti una qualsiasi cosa che vi piacerebbe vedere che non sia di economia. Voglio mettermi alla prova.